L'anticiclone resiste anche se va esaurendo e garantisce un fine settimana ancora del tipo estivo, con cielo sereno, una piccola velatura del cielo durante le prime ore del mattino, qualche cumulo nel pomeriggio, ma nulla più, quindi ancora estate piena. Però è un anticiclone che si esaurisce, già sul Mediterraneo ha fatto l'ingresso di una depressione piuttosto profonda, i cui effetti saranno evidenti nella prossima settimana, quindi gradualmente da lunedì, ma soprattutto martedì in poi, per quasi tutta la settimana avremo il passaggio di sistemi perturbati che porteranno degli annuvolamenti irregolari, intensi e delle precipitazioni soprattutto a carattere temporalesco. E i venti intanto in questi 2 giorni saranno ancora piuttosto deboli, di direzione variabile, le temperature vanno calando, però si mantengono ancora piuttosto alte, le minime tra i 17 e i 19 gradi, le massime tra i 27 e i 29 gradi. Poi dalla prossima settimana le massime addirittura in qualche giorno non raggiungeranno i 23-24 gradi. L'Alto Adriatico con questa situazione è da poco mosso a localmente mosso. È tutto.